Vado. Com'è che è? 3, 2, 1. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno professor Maggi, buongiorno a amici. lei. La vedo sempre in grande forma. Noi qua ormai ci troviamo bene, no? Centro commerciale di Rovigo. Centro commerciale di Rovigo. E quindi bisogna parlare di Rovigo. Se l'eccellenza secondo me che sta diventando Rovigo, il CUR, il consorzio universitario prodigino, è così È proprio così, sì. Consorzio universitario fra l'Università di Padova, l'Università di Ferrara e il comune e la provincia di... poi ci sono altri soci. E tra l'altro presidente il nostro amico Crivellari. Che dobbiamo coinvolgere in uno sprizzetto. L'abbiamo già chiamato l'anno scorso, Sì. Lo richiameremo. Sì, dobbiamo rifare. Prego professore. Però, fuori onda mi dicevi che stanno facendo un corso universitario di ingegneria idraulica e sappiamo quanto è importante l'ingegneria idraulica in questo territorio, tutto in inglese. Sì, è vero. È vero, lei ha detto bene, è proprio una eccellenza. Cioè il corso è totalmente in inglese, totalmente. I professori parlano in inglese, i testi sono in inglese, le conversazioni fra professori avvengono in inglese, quindi potremmo definirla proprio una full immersion degli studenti. Questo determina uno degli elementi di attrazione di studenti anche non di Rovigo, non veneti, non italiani. Ecco, È una cosa veramente... fino a poco tempo fa il comune di Rovigo aveva le case che costavano meno in assoluto in tutta Italia, cioè costava meno a Rovigo che a Adria per esempio. Anche adesso, per sì, fortuna sì. Non è ancora meno, perché Amazon, l'università... Amazon ha desertificato i comuni attorno a Villanova, i comuni attorno a Fratta Polesine, Castelguglielmo. Case non se ne trovano più. Non si trovano più case in affitto. Non si trovano più case in affitto e visto che ci saranno anche altri investimenti di logistica, si orecchia che ci sono nuovi capannoni in costruzione. Ecco, questo facciamo un appello, un ragionamento, questo è uno degli elementi di qualità sui quali devono intervenire le autorità pubbliche, quindi comuni e anche privati, perché se vogliamo che le persone rimangano qui e non invertire la tendenza a perdere le famiglie, bisogna intervenire su questo. No, sai un treno che abbiamo perso, e questo me l'avevi fatto notare tu l'anno scorso in uno dei vari sprizzetti, il 110% invece di averlo destinato alle persone abbienti che potevano garantire, avevano una villetta eccetera, li avessero destinati solamente per l'edilizia pubblica e sistemare tutte le case ATAR che erano lì con le 4 frecce ferme, avrebbero risolto anche questo problema, ma a livello nazionale sarebbe stato un toccasana. Dove è stata la mancanza? Professor Maggi, passiamo dal CUR alle case. Professor Maggi, lei mi insegna, lei che è uomo di mondo e di esperienza, lei mi insegna che le idee camminano con le gambe degli uomini. Evidentemente non abbiamo avuto al posto giusto le persone che hanno pensato il futuro della propria comunità ragionando su questo. È sempre un problema di uomini. Però sarebbe stato veramente un toccasana. Assolutamente. Sistemi tutte le case ATAR, tanto chi ha la possibilità di mettere a posto la villetta ce l'ha la possibilità, o la lascia lì, è pur sempre una casa dignitosa. Certo. Però si sarebbe risolto in maniera abbastanza veloce ed economica, assolutamente a costo zero. Ed è diventato, credo abbia fatto un intervento là. Addirittura solo uno. Quindi è spiacevole pensare a un'occasione persa. A una potenzialità persa. Anche perché, ecco, in questo caso bisogna riconoscere una presenza molto pervicace, positiva, importante della fondazione della Cassa di Risparmio. La fondazione si è sempre caratterizzata per partecipare a finanziamenti importanti per il pubblico. Devo dire che la fondazione presenta progetti cioè ti è finanzia passata una bella signora e tu ti sei bloccato. Sì, perché è passata davanti. No, tu sei ancora un buon vivante. Lei mi lusinga. No, ho visto, è passata la signora, ti sei...
è anche un distrattore. Nel senso che l'amministrazione della fondazione ha sempre finanziato progetti, è che devono arrivare dei progetti, c'è un ritardo anche concettuale della nostra provincia, perdiamo occasioni, per esempio l'idea meravigliosa del corso totalmente in lingua straniera eccetera, attirerà qualche cervello, ha già attirato qualche cervello da fuori. Stamattina per radio il Presidente della Repubblica Mattarella si lamentava del fatto che ancora una volta i nostri cervelli vanno fuori, e perché là la ricerca è attenzionata di più. Ecco, però le cose positive ci sono, dobbiamo avere più fiducia, però bisognerebbe, più che una critica generica, dobbiamo farlo specifico, cioè in questo caso, tornando per esempio agli argomenti che abbiamo toccato i giorni precedenti, qual è uno degli elementi di ritardo della nostra provincia? La viabilità verso il Basso Polesine. Intervenire su questo, perché come lei sa non è mai un problema di soldi, è un problema di persone e di volontà. Vedrà che se il governo di Buzzo Buono ci si mette, il ponte sullo stretto lo faranno, e sarà anche un'avventura tecnologicamente avanzata. Hanno fatto in un anno il ponte a Genova, in un anno. Ma l'ultima domanda che qua chiedo a Renzo Politico. Sì, professore. Vedi all'orizzonte queste persone che possono cambiare, qua da noi, non dico in generale, che possono cambiare, andare in controtendenza a una provincia di Rovigo che si sta spopolando, c'è sempre meno gente? Questa è una bella domanda. Vedo un'inversione di tendenza di attenzione, perché più che quelli che sono i soliti e difficilmente, cioè sono i soliti, cioè la classica mentalità un po' rinunciataria della nostra, eccetera, vedo l'innesco di nuove persone, quindi sangue nuovo, che aiutano la provincia a migliorare. Quindi sei moderatamente fiducioso. Moderatamente fiducioso. E con questo? Professor Maggi, è sempre un piacere stare Anche assieme a lei. Alla vostra. Grazie, arrivederci, buona giornata. Questo spettacolo è orribile. Ma ventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.